Verona e Mozzanica in campo sotto la neve per la prima giornata del girone di ritorno, giallo-blu prive di Girelli e Toselli e con Di Criscio e Ledri rientrate dal raduno della nazionale Under 20 dopo un estenuante viaggio notturno di rientro da Roma innevata. Le lombarde scendono in campo determinate a vendicare la sconfitta dell'andata. Veronesi che vogliono i 3 punti per continuare la corsa al vertice. Dopo un quarto d'ora di studio, Da Roccia viene anticipata fuori area dalla numero 1 lombarda. 2 minuti più tardi, bel fraseggio tra Pini, Da Roccia e Gabbiadini, ma la conclusione del capitano gialloblu è telefonata. Al 19esimo le scaligere passano. Azione sulla destra di Gelmetti che dalla 3/4 trova il corridoio per Gabbiadini. La numero 8 va via in scioltezza, tocca in mezzo per Da Roccia che deve solamente depositare la sfera in rete. Il Verona potrebbe raddoppiare subito, ma sul tocco filtrante di Da Roccia Gabbiadini non riesce a controllare scivolando al momento della conclusione. Il raddoppio giunge sotto la bufera alla mezz'ora. Gabbiadini lanciata da Ledri parte da metà campo e in area serve la solissima Da Roccia che mette dentro la rete della doppietta personale. Nell'intervallo mister Longega sostituisce De Stefano con la giovane Mascanzoni. La prima occasione della ripresa è ancora per le gialloblu con l'incornata di Carolina Pini deviata in angolo da un difensore. Il Mozzanica potrebbe accorciare le distanze con Piccinno che calcia clamorosamente tra le braccia di Oxstrom. L'equilibrio sul terreno gelato è precario e le 22 in campo si affidano ai lanci lunghi, bello spunto di Gabbiadini che va via e serve la sfera in area dove Gelmetti calcia addosso al portiere. Il Verona si procura 2 occasioni con Marta Carissimi, sfortunata in entrambe le conclusioni. Dall'altra parte Oxstrom esce bene a terra sull'incursione di Piccinno. Da Roccia potrebbe chiudere il match, ma la sua conclusione sfiora l'incrocio, mentre Gabbiadini dalla sinistra coglie in pieno il palo con una conclusione da posizione defilata. Al 33esimo il Verona chiude i conti a conclusione di un'azione travolgente. Ledri chiama al miracolo Gritti, riprende Pini che in girata coglie il palo. Da Roccia si fa trovare pronta alla deviazione vincente, tripletta personale per l'italo-brasiliana a quota 15 reti in campionato. Melania Gabbiadini, giudicata dai telecronisti Rai la migliore in campo, con un colpo di tacco serve la neoentrata Belfanti che calcia di un soffio alto. Il Verona batte il Mozzanica 3-0, ritrova il gioco e rilancia le proprie ambizioni. Sabato prossimo le gialloblu saranno attese in Friuli sul campo del Chiasiellis.